tutte, buongiorno a tutti. Siamo di nuovo con voi come Biblioteca Provinciale Claudio Augusta per un appuntamento sul nostro canale YouTube di promozione alla lettura. In questo periodo di forzata clausura abbiamo deciso di utilizzare questi nuovi sistemi per mantenere un contatto vivo con i nostri utenti e soprattutto dare spazio e voce a tanti scrittori, scrittrici, poeti e poetesse. Lo spazio dato è anche appunto quello previsto per la poesia e siamo molto contenti di essere riusciti a ritagliare uno spazio per dare voce a questo genere letterario. In particolare ricordo un appuntamento con il gruppo Lettera 7, un'associazione molto attiva qui sul territorio, con Roberto Marino, Nea Massimo Bonato, in arte Fulvio Ramingo, con Carmen Gesmundo e Nadia Sadeghi. Oggi avremo con noi invece una nuova poetessa, anche lei attiva all'interno delle associazioni sul territorio, in particolare nell'associazione Scrittori di Bolzano. Abbiamo con noi appunto Maria Cristina Matà che ci presenterà alla raccolta delle sue poesie bilingui, appunto scritte in italiano e in tedesco, che spaziano nel vasto mondo e universo in cui tutti noi possiamo ritrovare qualcosa che ci accomuna, un sentimento, un'emozione, un pensiero. Lascio la parola al prossimo intervento che sarà di Italo Ghirigato, presidente dell'Associazione Scrittori di Bolzano, e quindi vi invito poi a rimanere sintonizzati per ascoltare dalla viva voce di Maria Cristina Matà le sue poesie. Un caro saluto a tutti e buona salute. Buongiorno. Tra poco sentiremo le poesie di Cristina Matà. Poesie che rivelano stati d'animo, pensieri, a volte gioiosi, a volte un po' più tristi, un po' più melanconici, versi comunque indubbiamente molto intensi sul piano umano e molto coinvolgenti. Cristina Matà fa parte dell'Associazione Scrittori di Bolzano, di cui io, Italo Ghirigato, sono il presidente e di cui mostro il logo. L'Associazione Scrittori nasce 5 anni fa con lo scopo di valorizzare gli autori di poesie, di racconti, di romanzi, di saggi, offrendo loro l'opportunità di presentare le proprie opere a livello di biblioteche, di centri di cultura, centri di formazione, alla radio, in una serie di manifestazioni pubbliche e anche attraverso questi modi di comunicazione moderni, digitali, come quello che stiamo utilizzando oggi. L'associazione scrittori inoltre dà la possibilità agli autori di migliorare la propria arte e di migliorare il modo di presentarla attraverso dei corsi di formazione sulla scrittura, sulla lettura ad alta voce, sulla comunicazione in pubblico, in modo da presentare le loro opere in modo brillante, in modo creativo, in modo vario e quindi efficace sul piano comunicativo. Non solo, l'associazione scrittori mette insieme gli autori in opere comuni. Per esempio, in questo momento stiamo lavorando su un libro intitolato Storie nascoste di Bolzano, in cui diversi autori presentano i loro racconti. Dunque, invito chi ama la scrittura, sia chi è già affermato, sia chi ha le prime esperienze. Del resto noi ci presentiamo anche ai giovani scrittori, offriamo loro anche un concorso e un corso di formazione alla scrittura, di aderire alla nostra associazione, perché in questo modo si troverebbero a entrare dentro in una rete non solo di persone, ma anche di istituzioni pubbliche, di soggetti sociali che contribuirebbero veramente a valorizzare se stessi e valorizzare la propria opera. Grazie. Das Geflecht der Träume, vom Tag wieder gelöst, von der Seele unermüdlich verwebt und mit Gestalten und Gesichtern
Lichtern ein Karussell ohne Ende zu beleben. Das Geflecht des Lebens, das sich verengt und erschlafft und sich manchmal verfängt in den zu eng gespannten Maschen seiner kleinen Welt. Das Geflecht der Tage, das in Langsamkeit sich stufenweise neigt und sich widerspiegelt in der Fülle der Sättigung. L'intreccio dei sogni che l'alba dissolve e che l'anima tesse senza stancarsi, per affollare di figure e di volti un carosello infinito. L'intreccio di vita che si stringe, s'allenta e a volte si ingarbuglia nelle maglie in tensione del suo piccolo universo. L'intreccio dei giorni che lentamente si avvia al suo graduale declino, mentre già si specchia nella sua colma sazietà. Der Schatten der Träume in endloser Langsamkeit taucht er nach oben, der kreisende Punkt zwischen Wache und Traum. Er sucht einen Weg in den langen Abenden, die eine wunschlose Ewigkeit zu ahnen scheinen. Dann erreicht eine undenkbare Bewegung den kreisenden Punkt und ein freundliches Licht kehrt zurück und lässt ihn erglänzen und umhüllt ihn mit der Aura einer nie erloschenen Glut. Lentissimamente emerge il punto rotante, fra sogno e veglia, e cerca una strada nelle lunghe sere, che sembrano presagire un eterno senza desideri. Poi un impensabile moto raggiunge il punto rotante e una luce gentile ritorna a farlo splendente. Lentissimamente lo avvolge l'aura d'un inestinto ardore. Rastlos wandern die Reste von Tagen und Stunden, als müssten sie immerzu flüchten in Welten, die nirgendwo sind, und drehen sich und laufen im Kreise, bis alle die flüchtigen Reste sich dem Vergessen ergeben und nur noch die verblassten Schatten im Spiel der Gedanken sich zerstreuend regen, so dass alles sich verliert und erneuert in den Wellen der fliehenden Wirklichkeit. Senza sosta vagano i resti di ore e di giorni, come se dovessero fuggire sempre in mondi che sono da nessuna parte, e ruotano e corrono in cerchio finché tutti i resti sfuggenti si arrendono alla dimenticanza, e solo le ombre, sbiadite nel gioco dei pensieri, si disperdono muovendo. Così tutto si perde, si rinnova nelle onde della fuggente realtà. Und wenn mit deinem ersten Atemzug das Lebensspiel schon geschrieben stünde und wenn deine ganze Lebensgeschichte eine Skizze gewesen wäre, die du vollenden müsstest, wenn alle Wendungen und Verzweigungen und alle Sackgassen nur
Chimären oder Reflexe wären auf dem verzauberten See, der in den Traum einmündet? Ich könnte vielleicht nicht mehr suchen und nicht mehr wollen, sondern nur glauben, und ich könnte ohne Angst und ohne Bedauern eintauchen ins Meer ohne Ufer einer Unendlichkeit, losgelöst von Raum und Zeit. E se il gioco della vita fosse scritto già con il tuo primo respiro, e se tutta la storia che vivesti fosse stato un abbozzo da portare a compimento, se le svolte e i bivi e i vicoli ciechi fossero soltanto chimere o riflessi creati sul lago incantato che sconfina nel sogno, potrei forse non più cercare e più nulla volere, ma credere soltanto, e potrei, senza timore e senza più rimpianti, tuffarmi nel mare senza rive di un infinito scevro da spazio e tempo.